Genitori con figli disabili, non più soli e angosciati per il futuro dei loro cari. Finalmente una legge sul dopo di noi che si costruisce già oggi durante il noi, con politiche di aiuto concreto e misure integrate che mettono la persona disabile al centro di un progetto individuale, un progetto che guarda al suo futuro, un traguardo importante verso un welfare più moderno, che colma una lacuna e restituisce serenità, autonomia e inclusione sociale. L'obiettivo è quello di una progressiva presa in carico della persona con disabilità già durante l'esistenza in vita dei genitori e con il suo pieno coinvolgimento nelle scelte di vita. Tante e molto attese le novità: l'introduzione dell'istituto giuridico del trust per salvaguardare il patrimonio da utilizzare per il figlio, la cancellazione dell'imposta di successione e donazione per i genitori, ad esempio per la casa di proprietà, la riduzione di aliquote, franchigie e le esenzioni per l'imposta municipale sugli immobili, l'innalzamento dei parametri sulla deducibilità per le erogazioni liberali e le donazioni, la detraibilità delle spese per le polizze assicurative, con l'incremento da 530 a 750 euro della detraibilità dei premi per le assicurazioni sul rischio morte. Inoltre, l'istituzione, presso il Ministero del Lavoro, del Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare, con una dotazione di 90 milioni di euro per quest'anno, 38,3 milioni per il 2017 e 56,1 milioni annui dal 2018 in poi. Con 4 linee guida a supporto di soluzioni abitative o gruppi appartamento che riproducano le condizioni della casa familiare, interventi per la permanenza temporanea in una soluzione abitativa extrafamiliare per far fronte a eventuali situazioni di emergenza, forme innovative di residenzialità come le soluzioni alloggiative di tipo familiare e di co-housing con sostegno al pagamento degli oneri di acquisto, locazione, ristrutturazione e alle forme di mutuo aiuto. Accrescimento di consapevolezza, abilitazione e sviluppo delle competenze per una gestione autonoma della vita quotidiana. In questo quadro, un ruolo importante sono chiamati a svolgere anche le regioni e le province autonome, che assicureranno, in collaborazione con i comuni, l'assistenza sanitaria e sociale ai disabili gravi privi del sostegno familiare. Dopo di noi, una legge nata dal basso, dalle esperienze del territorio e che risponde alle richieste delle famiglie e alle esigenze di vita delle cittadine e dei cittadini disabili.